E allora eccoci tornati in diretta in studio per l'ultima parte della nostra trasmissione che dedichiamo nuovamente alla sanità veneta, ma questa volta ci occupiamo e vogliamo mettere la lente di ingrandimento sulla questione della carenza dei medici e di questa necessità di un ricambio, diciamo tra virgolette, più sollecito anche a livello generazionale, ma proprio perché mancano proprio i numeri, tra l'altro, no? Ermanno, ne abbiamo accennato anche altre volte il problema di questa carenza di medici che vanno all'estero. Sì, in questo momento ci siamo trovati in una congiuntura astrale, come si suol dire, no? Che Marte copre la Luna e invece che una cosa strana, e quindi ci siamo trovati senza medici, o così si dice, e questo naturalmente comporta non soltanto il fatto che manca qualcuno che deve dare un servizio, ma ricordiamoci che la continuità di un esercizio è importante per mantenere il livello di qualità della situazione. Diversamente rischiamo di fare un buco e recuperare quello che si perde ci vogliono anni. Quindi l'eccellenza che noi abbiamo dobbiamo trasmigrarla ai nuovi medici che si stanno specializzando, perché questo è fondamentale. Allora lo studio ha una sua importanza, il trasferire l'esperienza sul campo è fondamentale. E questa esperienza, se non c'è questa continuità, allora rischiamo di perdere quell'eccellenza che invece abbiamo maturato in tutti questi anni. Ma questo, secondo qualcuno, era prevedibile, ma non da l'anno scorso o da 2 o 3 anni, ma era prevedibile da diversi anni. D'altro canto dobbiamo immaginare che il percorso di un medico, che minimo siano 6 anni, poi la specializzazione che sono almeno altri 3, se non si perde qualche anno per strada, che sarebbe anche normale visto la quantità di studio che deve fare, più i 10 anni prima di studi medi e superiori eccetera, un medico arriva a 30 anni che ancora non guadagna una lira. E diciamo che è un problema abbastanza importante, perché questo è demotivante. Siamo una società di consumi dove ovviamente anche il medico ha una sua dignità nel gestire la propria vita, nel gestire la propria famiglia, di poter mettere al mondo dei figli. Ecco, questo problema che è così complesso, abbiamo invitato degli insigni rappresentanti che ci diranno come si può rimediare a questo problema, e soprattutto per i nostri telespettatori, ripeto, perché noi parliamo per i nostri telespettatori, come si può risolvere questo problema, ma soprattutto se c'è un rimedio in tempi brevi e se c'è stato qualche inceppo per creare questa situazione. Prego. Bene, allora presentiamo gli ospiti intanto. Grazie a Fabrizio Boron, Presidente della 5ª Commissione, la Commissione Sanità in Consiglio regionale Veneto. Buonasera Borone, grazie di essere qua. Buonasera a Mirko Klaus, un medico specializzando, rappresenta Fede Specializzandi, se non sbaglio, no? Esatto, corretto, buonasera. Buonasera anche a lei. Buonasera a Domenico Crisalà, buonasera. Medico, anche lui segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Grazie anche a lei di essere qua, e grazie anche al dottor Giovanni Leoni. Buonasera. Buonasera. Allora, ricordiamo, vicepresidente nazionale dell'Ordine dei Medici, ma anche segretario della CIMO, che è un sindacato appunto dei medici ospedalieri, e anche presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, se non sbaglio. È così. È così. Buonasera anche a lei. Allora, il tema è stato ed è ancora molto caldo, anche perché oggi è stata una giornata di agitazione proprio per la categoria, ma soprattutto nell'ultimo periodo ha fatto discutere alcune iniziative. Inizierei da Boron per commentare un po' quello che sono state anche le notizie. Allora, la Regione Veneto prima
i pensionati, i medici pensionati richiamati in servizio, diciamo così, poi anche si è parlato di medici stranieri. Cosa sta succedendo, Vorona? Ma sta succedendo quello che da un po' di anni si denunciava, si dichiarava, ovvero che se non ci fosse stato uno sblocco, prima di tutto delle assunzioni, perché quello che oggi succede è un insieme di fattori che si sono creati nel corso del tempo, dal blocco delle assunzioni fatto dal 2004, quindi con il tetto alla spesa del personale, alla sbagliata programmazione delle specializzazioni, quindi del numero di borse di studio che si danno per creare medici, al fatto che comunque nel settore pubblico non si può per normativa dare riconoscimento economico giusto, e alla fine l'attrazione nel mondo privato e nella sanità degli altri paesi, specialmente d'Europa, diventa molto forte per ovviamente modalità di pagamento molto più interessanti. Questo ha creato la situazione di oggi. Quindi tutto ciò che oggi interviene sono fattori necessari, fattori di emergenza al fine di coprire la situazione contingente, nel ovviamente programmare poi quella del domani. È stato fatto lo sblocco per l'assunzione del personale, quindi il primo atto è stato messo, si sta trattando nel patto della salute la possibilità, da una parte, l'aumento che è in atto, che si sta ovviamente delineando l'aumento delle specializzazioni, e dall'altra parte si sta anche nel patto della salute ragionando di mettere in corsia gli specializzandi negli ultimi 2 anni, al fine di poter ovviamente traghettare su una programmazione diversa, più attuale. Quindi quel periodo di transizione, chiamiamo così. Sì, no? È come quella che ha citato, la delibera pensionati, per capire. Non è che sono stati chiamati in servizio i medici in pensione, è stata fatta una delibera che nel caso di necessità si possa chiamare un medico che è andato in pensione, al fine di non chiudere il reparto. Nel momento in cui c'è carenza di medici e l'alternativa sarebbe quella di chiudere il reparto, si preferisce in emergenza chiamare il medico in pensione, sperando che si possa arrivare con il patto della salute magari a mettere anche in corsia gli specializzandi. E poi ci auguriamo ovviamente quell'altra parte che è all'interno della discussione sull'autonomia regionale, che ci possa essere una contrattazione locale che garantisca ovviamente dei guadagni, degli stipendi superiori a quello che sono gli attuali, al fine di trattenere anche la fuga dei medici verso gli altri paesi europei, che pagano 2-3 volte quello che si paga in Italia. E quindi chiaramente l'interesse a livello economico questa è la situazione, e queste sono le possibilità di correzione, che però hanno dei tempi. Adesso il problema c'è, quindi nel momento in cui c'è e lo devi coprire, fai anche atti di emergenza. Certo. Giovanni Leoni, allora, cosa possiamo dire su queste che sono state queste iniziative, tra virgolette, tampone? No? Questa è io faccio il medico, quindi ragiono per sintomi, diagnosi e terapia. Chi fa la diagnosi prima risolve il caso del paziente con meno danno sicuramente e con meno spesa. I sintomi c'erano e come? La carenza di medici in evoluzione, la progressione dei pensionati c'erano e come? Le associazioni di categoria, gli ordini e i sindacati avevano queste tabelle e sono stati inascoltati per anni, perché la carenza del personale è anche un risparmio economico importante. E su questo, come sul blocco del contrattuale, le regioni hanno avuto dei grossi risparmi, perché gran parte delle spese regionali sono sulla sanità. Adesso è estremamente difficile risolvere questa situazione, ed è drammatico perché agisce su un aspetto che è la salute pubblica, che deve avere, come diceva il suo collega prima, un ricambio generazionale adeguato, perché le corsie hanno bisogno di medici di tutte quante le età.
per avere appunto la trasmissione di quella che è la cultura di un mestiere che si impara soprattutto sul campo e con il rapporto tra maestro e allievo. Se noi mettiamo la professione nelle mani dell'economia, abbiamo il risultato che vediamo adesso. E anche queste situazioni paradossali di richiamare i pensionati, ma allora perché non si è fatto un provvedimento per trattenere in servizio a domanda quelli che vogliono farlo? Perché richiamando i pensionati sono in carico all'INPS e quindi costano anche molto meno di un medico in servizio attivo che magari vuole restare 2 o 3 anni oltre. Gli specializzandi hanno già il loro stipendio e le loro definizioni. Esiste la possibilità di farli rotare, però bisognerebbe fare una rotazione più massiccia, col sistema delle convenzioni più diffuso, che ci sono già, perché i metodi ci sono già in uso. Ci sono gli specializzandi che a rotazione vanno negli ospedali hub e anche altri tipi di ospedali dove hanno la possibilità di fare rotazioni per 6 mesi. Rimangono incardinati nel sistema universitario come status specializzandi e come stipendio, che è una borsa anche, parlerà sicuramente meglio per gli specializzandi, anche con un carico di tasse sicuramente favorevole. Poi sono degli studenti. Quindi la problematica è una problematica partita molti anni fa. Adesso constato che finalmente i media si accorgono di quella che è la carenza medica, molte volte attribuita in passato al desiderio di fare libera professione, liste d'attesa, si vuole incentivare il guadagno del medico, a un certo punto ci si rende conto che proprio mancano i medici, perché le tabelle hanno dimostrato che la produttività della libera professione in questi anni è calata. Avrebbe dovuto aumentare, invece è calata perché sono proprio mancati i medici. Quindi è una situazione che deve essere risolta con un problema principale. Innanzitutto parificare le borse di studio al numero di laureati, perché non mancano i medici in Italia. Ci sono 60.000 ragazzi che prendono la maturità e vogliono fare ancora i medici, che sono ancora degli idealisti. Solo 9.500 riescono a entrare dentro. Le borse di studio per anni sono state quasi sottodimensionate, quasi la metà di quelli che poi li fanno. Guardi, a proposito di questo, abbiamo una grafica che ci dice come è andata negli anni la questione degli specializzandi. Vediamo se la regia riesce a proporcela, così la vediamo assieme. Dobbiamo stabilire un'altra cosa. Ci sono tempi e metodi, mi pare di interpretare bene quello che dice il dottore. Tempi e metodi perché noi non possiamo solo arrivare all'ultimo momento per risolvere il problema. Questi sono problemi, è come una pianta. Non è che io se pianto una vite domani mattina voglio avere vino. Io devo piantarla per tempo, ha un tempo di crescita, ha un tempo di maturazione e poi ha un tempo di resa. Allora, le autorità competenti, qualunque queste siano, dalla politica a quelli che sono all'interno delle istituzioni, questi problemi devono anticiparli e condividerli, perché sennò diventa un umma come si diceva una volta, no? Allora faccio questo, tu mi dai quell'altro, diventa uno scambio, però non a vantaggio del cittadino né a vantaggio degli studenti in questo caso. E questa è la cosa grave. Allora, adesso cerchiamo di riparare, ma i tempi sono stretti. E quindi andiamo a vedere come si è aggravata la situazione in questi anni. Ecco, vediamo allora questa grafica sugli specializzandi. Qui abbiamo i candidati, diciamo, che vogliono accedere alle borse di studio per le specializzazioni e i posti a disposizione. Andiamo al 2014, 12.168 candidati, i posti erano 5.504. Nel 2015 13.188 i candidati e i posti erano 6.363, poi vediamo 2016 13.802 e i posti a disposizione 6.700, nel 2017 15.000 i candidati e i posti 6.676, nel 2018 erano 16.000, più di 16.000 i candidati specializzanti, i posti erano 6.009, quest'anno sono stati aumentati, i posti sono stati portati a 8.100, però se vediamo nel corso degli ultimi anni in pratica vediamo che più della metà dei candidati erano destinati a rimanere esclusi dalle... Sì, però c'è una questione di principio.
ci sono 16.000 laureati, non hanno accesso alla specializzazione. C'è qualcosa che non funziona, scusate, al di là di tutto quello, le etiche, le morali, tutto il resto. Ho studiato per 6 anni e mi devo mettere in fila che forse mi prendono nella specializzazione. Allora mi dici subito che non mi potrò mai né laureare né specializzare, faccio un altro mestiere. Non è che ho finito con la laurea in mano e rimango e vado a specializzarmi all'estero. E questo crea un altro meccanismo che è negativo. Allora, prego. Sì, beh, volevo coinvolgere il nostro specializzando che abbiamo qua in studio un po' per commentare questi numeri. Sì, sicuramente i medici ci sono, mancano gli specialisti. I medici ci sono quelli che i numeri riportano, sono bloccati in un imbuto formativo e sono quei medici che ormai 6-7 anni fa hanno deciso di intraprendere questa carriera, di inseguire un sogno e anche di mettersi in gioco, di sfidare da un certo punto di vista la sorte, cercando di ottenere quel posto, quei 10.000 di cui parlava il dottor Leoni, sfidando 60.000 candidati, quindi con sacrificio, con impegno, con merito sono entrati a medicina e ora si trovano di fronte a un'altra selezione. Un posto su 2 è quello che gli viene loro garantito. Questa è una delusione a cui la politica deve rispondere nei confronti delle aspettative. Scusi se lo interrompo, Prego. È un danno finanziario, è un danno di investimento di un pezzo di vita, cioè di tutta la vita, perché uno quando arriva a 25 anni, dico una cifra, e poi dice ma forse farò il mestiere, mi pare che sia qualcosa che da fine del mondo. Sì, prego. È sicuramente un'illusione quella che è stata proposta ai colleghi che in questo momento non sono riusciti a entrare in specializzazione, in questo momento stanno svolgendo piccoli contratti a tempo determinato. Ecco, cos'è che fanno? Insegnano cosa corsi. si fa? Cosa fa Si cerca di in qualche modo avere un incarico di continuità assistenziale per qualche mese, dal punto di vista dell'integrazione rituale questo sicuramente porta qualche soldo in tasca. Si cercano nuove alternative, si insegna in corsi di primo soccorso e poi si guarda all'estero. L'estero per la generazione. Prima di tutto, uno che è laureato, è dignitoso questo trattamento? Oppure dice forse non ce la farò mai? No, quello che manca è la prospettiva, cioè è un lavoro che non offre una prospettiva e chi entra a medicina sogna di fare il medico, sogna di svolgere una professione e questo è quello che è la mancata, l'illusione di non poter svolgere quella professione se non attraverso i contratti a tempo determinato che non danno sicurezza, non danno alcun tipo di garanzia né dal punto di vista della crescita professionale né dal punto di vista della sicurezza temporale. Ecco, ma il corso di studi alla fine, se tutto va bene... Io voglio capire un'altra cosa. Lei cosa ne pensa di questo trattamento di giovani che sono arrivati alla laurea, quindi coscienza e capacità? Ma guardi, intanto vi volevo fare i complimenti perché quella tabella smentisce, fa cadere la foglia di fico della politica sulla questione del numero chiuso a medicina. No? La politica che ha grandi responsabilità, perché dietro questa cosa ci sono 3 istituti. Il MIUR, il Ministero per l'Università e l'Istruzione, il Ministero della Sanità e le regioni, la Conferenza Stato-Regioni. E hanno spostato nelle polemiche di questi giorni il problema sul numero chiuso a medicina, no? Dice, se noi apriamo medicina a tutti e 60.000 avremo medici a iosa. I risultati sono quelli che avete messo voi, cioè noi in questo momento abbiamo bloccati più di 12.000 medici, perché chiaramente quelli sono dei dati crescenti dovuti a quelli rimandati degli anni prima che ci riprovano, ma diciamo il numero che dei candidati aumenta però in questo momento che praticamente se io laureo circa, correggetemi se sbaglio, 16-18.000 medici l'anno, perché questa è la cifra che è
ho 6.900 borse perché quell'8.100 è solo un provvedimento di quest'anno, Sì, il certo. prossimo anno torneranno indietro, cioè non sono strutturali. È un tappabuchi. Sì, è chiaro che il problema si sposta, perché come diceva lei tra l'altro, ficcare persone dentro la facoltà di medicina carica economicamente, sì da una parte il sistema ma soprattutto le famiglie, Certo. perché quell'investimento che giustamente diceva lei è un investimento che fanno le famiglie e solleva il problema dell'investimento che dovrebbe fare lo Stato. Ora io, nella mia, come dire, per dirle quello che penso, per fare la sua domanda, io vedo il sistema sanitario nazionale che è una grande opera, tanto quanto la TAV, tanto quanto Più della TAV. il Ponte Morandi, perché l'Italia è quello che è, perché fino adesso a tutti è stata garantita l'istruzione pubblica e la sanità pubblica. Un imprenditore può fare l'imprenditore con più tranquillità se sa che può investire il suo denaro, perché nel caso in cui si ammalasse lui e la sua famiglia c'è un sistema che lo protegge. Se invece deve mettere via il suo denaro perché si deve pagare i sistemi, non funziona. Quindi uno Stato, e sulla parola di Stato intendo tutto quello che ho detto prima, per proprio rispondere puntualmente alla sua domanda, deve porsi il problema che io laureo X persone e ne specializzo X, Certo. no X-5. No, spende per essere disoccupato. Esatto, perché altrimenti io sto creando soltanto, che attenzione, negli anni scorsi, perché noi abbiamo avuto il problema della pletora medica, e scusate se qua faccio un pochino cosa, in quel momento ci fu anche un abbassamento della qualità della professione, perché quando una persona a 25-30 anni, come giustamente dice lei, deve campare la famiglia, o vuole la famiglia, o comunque vuole rendersi indipendente, si accontenta, nonostante il suo titolo, di fare il lavoro che gli viene offerto. Certo. E il mercato, dentro un sistema, come dire, di domanda e offerta, se l'offerta è superiore alla domanda, abbassa il prezzo. Certo. Chiaro? Allora, è chiaro che, perché poi questo non è solo un problema italiano, e poi bisogna anche smetterla con gli annunci un po' così, perché se io fossi un medico rumeno, piuttosto, e vado via dalla Romania, quindi non posso rimanere a Bucarest, ma se devo scegliere vado in Germania, vado in Francia, vado in Inghilterra, non vengo in Italia, che poi è quello che è successo, perché non si dice, in Germania, dove la cancelliera Merkel ha fatto la figura di essersi presa in carico in casa 1 milione di siriani, profughi, peccato che era tutta l'intelligenza che era andata via dalla Siria, ingegneri, medici, Certo, eccetera, certo. cioè Sì. li ha presi da qua in su. Non dall'Africa, dalla Siria, No, perché voglio in dire- Siria, il livello di cultura in Siria era molto elevato Esatto. prima del conflitto. Quindi, voglio dire, è chiaro che qua c'è un problema che viene affrontato, perché poi non è vero neanche la questione dei contratti, perché il nostro sicuramente sì, ma credo che Giovanni Leoni mi possa confermare che anche quello diciamo dei dipendenti ha dei margini di miglioramento regionale, regione per regione, che le regioni negli anni passati, già dal 2005, quindi non ieri, si sono voluti nei contratti lasciare, cioè loro hanno detto questa parte è il contratto nazionale, un'altra parte ce la riserviamo perché in base alle nostre esigenze questo contratto noi lo possiamo allargare. Certo. Quindi anche da questo punto di vista c'era la possibilità di arrivarci prima. E io devo sfruttare completamente la tesi del Presidente Leoni sulla questione che ha fatto comodo disinvestire nelle persone, disinvestire nei professionisti, e su questo non è che faccio graduatorie, perché l'hanno fatto tutti.
fino al punto in cui si è arrivati, in cui si sapeva perfettamente, noi come federazione nazionale, il problema di quello che sarebbe successo ai medici di famiglia non l'abbiamo sollevato oggi, l'abbiamo sollevato semplicemente 16 anni fa. Abbiamo una allora, grafica, no? Grazie al suo apporto della Fondazione ENPAM, vediamo il grafico che abbiamo rilevato prima e lo mostriamo ai telespettatori. Vediamo se riescono a comunque, proporlo. se posso, non è questo. Se posso fare altre... Il grafico che è stato fotografato. Voglio dire, è un problema assolutamente noto. Eccolo qua. Vedete, questo era la curva gaussiana, quella in blu, era lo studio fatto dalla Fondazione ENPAM sui pensionamenti dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta in Italia. Ed era stata fatta perché si prevedeva, come vedete su quella gaussiana, intorno al 2020, un'uscita in massa, perché sono entrati in massa, e quindi bisognava studiare la tenuta economica per le pensioni, cioè se si potevano pagare le pensioni. Su questa cosa noi sovrapponemmo, ci facemmo una domanda, ma se ne escono 25.000 entro il 2021, quanti ne entrano fino al 2021? Beh, è venuto fuori il conto, lo vedete là, che avevamo uno sbilancio a corso di medicina generale sostenuto nel suo pieno, cioè 1.600 e dispari medici all'anno, tenendo conto che invece non se ne fanno più di 800, avremmo avuto praticamente uno sbilanciamento di oltre la metà dei medici di famiglia, cioè da 50.000 ne sarebbero usciti 25.000, ma ne entravano 14.000. E quindi restava un buco. E quindi restava un buco enorme, che erano 14 milioni di italiani senza medico di famiglia, si traduce. Questo noi l'abbiamo presentato a tutte le istituzioni sulla data che è là in alto, cioè 30/11/2002. Quindi esattamente semplicemente 16 anni fa. Tenendo conto che il corso di medicina generale dura 3 anni, se facciamo, non dico il giorno dopo, per carità di Dio, ma se avessimo... Non siamo a Lourdes. No, diciamo 10 anni, dal 2008 avessimo cominciato a programmare, probabilmente non saremmo in queste condizioni. Tenga conto che fino a quest'anno la Regione Veneto ha avuto 50 posti l'anno, 50 posti di formazione in medicina generale, con poi una piccola chicca un paio d'anni fa, che dato che ne avevano messi 25 in più di sovrannumero, avevano rinunciato ad altri 25. Cioè invece di diventare 75 restavamo 50. Questo 2 anni fa, no un secolo fa. Quindi diciamo che senza volere dare responsabilità a questa, a quell'amministrazione, perché questo, come vedete, è un processo naturale degli anni, cioè è un processo in cui che tutti hanno ignorato, era assolutamente prevedibile, era assolutamente gestibile, tenendo conto anche delle questioni come dire, contrattuali, no? Perché non si tengono fermi i contratti di una categoria che è in crisi per 10 anni, perché il nostro contratto non è rinnovato dal 2005 e credo che anche quello della dipendenza sono altri 10 anni, no? Cioè, è chiaro che poi alla fine se io trovo, soprattutto se sto in una possibilità di andare via, vado via, certo. Perché il contratto è fermo da 10 anni, per cui volevo anche sottolineare una cosa: la sanità è sanità d'eccellenza perché i medici, che se ne dica, che gli si vada a fare i conti in tasca, prima che ai loro contratti pensano alla salute della gente, perché nessuno resta lì fermo 10 anni in attesa di cose. Ecco, in questo senso però abbiamo un fenomeno, no, alla carenza dei nuovi specializzandi abbiamo un fenomeno invece di medici senza frontiere, li chiamo io,
C'è la fuga dei cervelli all'estero. Allora, abbiamo trattato in altre trasmissioni la fuga dei giovani che non trovano lavoro. Qui invece abbiamo una richiesta di lavoro, ma i giovani se ne vanno perché, e qui abbiamo la statistica, abbiamo anche leggi un attimo. Allora, vabbè, queste sono le offerte che arrivano anche, cioè quindi c'è una ricerca, i medici vengono anche, come dire, i nostri medici italiani vengono italiani. ricercati, quindi diciamo che non c'è soltanto una eccellenza nei nostri centri di assistenza, nei nostri ospedali, ma c'è anche una ricerca evidentemente dall'estero e questo avvalora maggiormente il nostro titolo di studio. Ecco, allora in questo caso è un caso sicuramente particolare, quello dell'Arabia Saudita, che offre 14.000, anche 20.000. È sottostimato. È sottostimato, perché 20 anni fa io ho avuto la proposta, proprio 20 anni fa, quindi 20 anni fa. In tempi non sospetti. Sì, ma perché il problema che hanno lì è che praticamente quasi tutti i medici vengono dall'estero, perché lì si dedicano ad altre professioni. Beh, ma comunque questa è l'offerta. L'offerta è molto, questa qui è molto bassa, perché a me fecero l'offerta con interprete, autoscuola, figli, eccetera, eccetera, ed 4 anni di contratto, anche l'autista c'è. Tasse pagate 1.600 milioni di lire dell'epoca. Per 4 anni. Ecco, poi comunque altri paesi che sono, come dire, o che richiedono, la Francia recentemente ha fatto una richiesta proprio per uno specializzato padovano, ma comunque anche Gran Bretagna, Svizzera, Germania, appunto Francia, Belgio, Olanda sono paesi da quali arrivano delle offerte oppure che sono mete di immigrazione. Ma se vediamo anche l'altra grafica ci sono alcuni dati interessanti. Ecco, questo è un po' particolare, diciamo che il 52 dei medici che se ne vanno dal loro paese in Europa, ecco, il 52% è rappresentato da medici italiani. Il 19% invece sono i medici tedeschi che lasciano il loro paese. Sui 1500 in media che espatriano dall'Italia, 80 medici sono dal Veneto. Possiamo commentare questi dati. Allora, vuol dire che degli specializzandi, che sono comunque un onere per lo Stato, il 50% se ne va, vuol dire che lo Stato sta investendo, ed è giusto che se trovano la possibilità di andare se ne vadano, vuol dire che sta investendo perché la scuola italiana è buona. Allora, molti dei miei colleghi all'università dicevano che non si può vedere l'economia da un punto di la cultura da un punto di vista finanziario. Io credo che la cultura invece faccia finanza e ne abbiamo contezza. Allora, se le nostre scuole funzionano così bene, che c'è richiesta di questo tipo di personale specializzando, perché non aumentare l'accesso alla specializzazione e quindi quelli che si laureano automaticamente vanno in specializzazione e poi trovano anche la possibilità di collocarsi in posizioni meritevoli. Dottor Leoni. Questa è un'affermazione che sento da lei stasera e sono molto felice perché il Presidente Anelli in Federazione è stato il nostro primo obiettivo, garantire a tutti coloro che riescono a entrare, per quanto riguarda il corso di laurea, anche a concludere completamente il loro corso di studi, sia per il triennio formativo dei medici di medicina generale, sia per la specializzazione. Manca un dato a quella slide. E la nazionalità più rappresentata estera negli Stati Uniti è italiana. Noi da sempre esportiamo i medici che probabilmente inseguono un sogno con una capacità e una imprenditorialità per se stessi, una decisione maggiore, perché chiaramente chi va all'estero è fortemente motivato a lasciare il suo habitat naturale, la sua famiglia. Io stesso ho fatto un'altra specialità in Francia per 2 anni, poi sono tornato a casa mia però. Ma molti alla fine quando espatriano si fanno una nuova vita, restano lì e non tornano più, perché tornano anche delle condizioni di lavoro. Non è solo lo stipendio, la maggior parte dei medici passa il loro tempo in ospedale, in clinica, dietro il loro lavoro, dietro i loro pazienti, in ambulatorio. I soldi per la nostra categoria sono sempre stati sicuramente una cosa utile,
ma la prima idea è sicuramente la professione, come per altre professioni, ma in particolare per i medici. Quindi poter sviluppare i propri sogni e avere la possibilità di fare proprio quello che si è desiderato è la cosa più importante. C'è un altro dato da mettere: ci sono quasi 800 medici che non concludono il loro corso di studi perché hanno preso una specializzazione che non era quella desiderata. Non possono rinunciare ai 1.700 euro che prendono perché hanno tutti quanti 25-26 anni, c'è un accesso a scaglioni, prendono una specializzazione che non era loro, dopo un anno provano quella che vogliono. Tutte le specializzazioni abbandonate non vengono recuperate. Sono quasi 800 all'anno. Quindi è un'assurdità. E i soldi rimangono lì e non vengono reimpiegati. E vengono a sottrarsi a quello che è il numero globale di specializzandi. Quindi sono dati impressionanti, però poi la carenza è ovvio che si manifesta, una carenza che si sviluppa nel tempo. Quindi l'inversione di tendenza deve essere un investimento. Io l'ho definito un piano Marshall, cioè non puoi semplicemente correggere con 2.000-4.000 borse di studio, devi fare proprio una rifondazione del sistema. Se si vuole ritornare a un sistema normale, non chiedo nulla di più. Certo, perché dobbiamo dirlo ai nostri telespettatori, per voi è chiara la questione, che chi non può iscriversi, perché poi c'è la borsa di studio per poter studiare, viene escluso completamente e non può fare un corso neanche pagando, mi pare, no? Quindi il problema è veramente grave. E allora io penso invece a questa, diciamo, visto che c'è questa eccellenza nella conduzione, nell'insegnamento della medicina, perché non crearne un vantaggio? Io produco anche medici di più, perché questa è la richiesta, perché se ho questo 50% dei medici se ne vanno all'estero, è un incremento di quello che è un'attività universitaria di insegnamento, un'eccellenza posso trattenere e pagare di più, ma posso anche creare una convenzione, e qui mi rivolgo ai politici. Volete i medici italiani? Abbiamo affrontato un costo, di esserci un rientro di questo costo, che è giusto, perché se danno 1 miliardo per uno che va in Arabia Saudita, gli arabi possono anche... E questi costi, questi vantaggi, devono ricadere sui medici che rimangono. E quindi è un meccanismo che si autoalimenta. Io non credo soltanto nell'insegnamento come una etichetta, ma come un sistema da far funzionare meglio, che abbia un ritorno, ripeto, perché siamo in uno stato di eccellenza e perché chiaramente abbiamo dei giovani che hanno passione per questa cosa. Cosa ne dice la politica? Boron, cosa dice in questo senso? No, ascolto perché poi deve ascoltando replicare. mi vengono anche in mente, no, perché poi il politico è sempre al centro di tutte le responsabilità. Vi abbiamo eletto, quindi però vi riteniamo responsabili delle nostre decisioni. Mi piace anche poi ribattere e dire quello che ovviamente magari guardando dall'altra parte si vede o non si vede, insomma, si vede o non si vede, per dire che la Regione ha sempre fatto la sua parte e continua a farla nel momento in cui paga, seppur non sarebbe suo compito, specializzazioni in più. Il Veneto ne fa 90. Quindi date delle borse di studio delle anche borse voi? di studio in più, ne paga 90 con le casse regionali, che non sarebbe compito della Regione fare, ma l'ha fatto e continua a farlo proprio per questi motivi. Uno dice potrebbe farne di più, sì. Il problema è sempre finanziario, perché poi ci vogliono le risorse. E dall'altra parte, quando si parla di blocco anche delle contrattualizzazioni in ambito regionale, bisogna anche tenere presente che quando si parlava di blocco delle assunzioni lo Stato metteva 2 vincoli: il blocco al tetto della spesa, perché quello che è stato bloccato non era solo
ne escono 5, ne entra 1 con i parametri vecchi, ovvero l'1,4% di discesa della spesa del personale. Noi, secondo i vecchi parametri che adesso sono stati sbloccati, saremmo dovuti rientrare entro il 2020 di altri 20 milioni di euro di spesa del personale, quindi è ovvio che non puoi fare contrattazione, non puoi... Avreste dovuto tagliare di 20 milioni? Avremmo dovuto tagliare di altri 20 milioni di euro della spesa del personale. E poi dico una cosa. Scusi, il problema è questo. Questa trasmissione è fatta per indicare le soluzioni. Sì, ma allora, sicuramente la Regione ha fatto tutto il possibile. Allora lei denuncia quelle che sono le carenze da parte dello Stato, da parte di quelli quelle cose che non funzionano, e dice questa è la strada. No, ma infatti, perché è questo il supporto che la gente ha bisogno dal politico, l'indicazione della strada, non la critica o la difesa delle proprie responsabilità. Nel momento in cui diciamo che la Regione mette dei soldi, fa delle borse studi aggiuntive, è una soluzione. Certo. Nel momento in cui la Regione dice intervengo perché queste sono le mie possibilità immediate, faccio una delibera d'urgenza e vado insomma a prendere il medico in pensione perché non posso chiudere il reparto. Nel momento in cui dice datemi l'autonomia che faccio contrattazione io con le risorse che ho a disposizione e con quelle che ovviamente arriverebbero per poter trattenere la fuga anche dei medici. La Regione deve essere più libera di poter decidere su questi argomenti. Non solo quella fuga, perché ci dimentichiamo una cosa, che non c'è solo quella fuga attrattiva, c'è la fuga verso la sanità privata, che è un'altra attrazione nell'ambito della sanità pubblica, perché succede anche questo, il privato paga di più del pubblico. Però, scusate se io non sono un medico, però diciamo tutto questo, ho sbagliato la programmazione tutto, però a me risulta che negli ultimi 10-20 anni i ministri della salute di questo paese sono sempre stati dei medici. E se un ministro della salute è medico e per troppi anni non hanno capito cosa si doveva fare, forse è il momento che il ministro della salute non sia più un medico. No. E che abbia la capacità di azione senza intervenire. Ma io lo dico provocatoriamente, mi lasci che dica la mia provocazione, perché nel momento in cui io ho ovviamente un numero di specializzazioni che sono poche e che devono essere aumentate, e dall'altra parte bilancio che ho 1500 medici in fuga, perché lì ho 1500 medici in fuga, vuol dire che io non ho solo il problema di aumentare le specializzazioni, perché se io riuscissi a trattenere quei 1500 medici in fuga, che mi pare di aver capito starebbero qui volentieri se insomma le condizioni fossero migliori, magari il problema della specializzazione, che è più a lungo termine, diventa meno urgente. Cioè, ho delle necessità che sono scritte lì, no? E quindi dico, nel momento in cui vado a programmare, vado a fare, e sono medico e copro il ruolo di ministro della salute, dovrei avere la capacità di agire proprio perché conosco quel fattore, conosco quella situazione. Il problema è che è un sistema che nel corso degli anni, e purtroppo qui dopo si cade dentro all'imbuto, non è sempre stato solo vincolato al Ministro della Salute, ma è vincolato al Ministro dell'Università, dove all'università insomma sappiamo benissimo chi sono poi quelli che decidono la programmazione, no, delle specializzazioni, perché poi ruota attorno a quel mondo. Cioè, mi sembra a volte che sia un mondo chiuso e un sistema chiuso dove all'interno ci sono molti medici che decidono le proprie sorti e alla fine però se ne lamentano di quello che hanno scelto. Quindi forse c'è un conflitto di interessi. Scusi, no, sai, io purtroppo copro, guardi, io sono provoco, ma lo dico in maniera diretta e me ne assumo tutte le responsabilità, però faccio il presidente della Commissione Sanità della Regione Veneto e non sono un medico. Bene. E lo dico che da non medico forse è il momento anche che a dirigere il sistema in certi ambiti non ci siano solo medici, perché forse hanno una visione diversa, forse hanno una visione più pratica, meno di parte,
forse una visione più distante nell'ambito organizzativo e programmatorio. Io mi sono trovato a combattere in questa soluzione e da non medico ho cercato di guardare in questo contesto. Certo. Forse è il motivo per cui magari certi obiettivi sono riuscito anche a centrarli, no? Perché non mi facevo tirare da una parte o dall'altra. Però credo che è arrivato il momento che anche nell'ambito del sistema ovviamente sanitario si possa aprire le porte a quello che è nell'ambito, io non parlo ovviamente di fare il medico perché questo, ma nell'ambito dell'organizzazione, della programmazione, delle direzioni, mettiamola così, ci possa anche non essere un medico, che purtroppo sembra un dogma, ma è così. Ma io sono perfettamente d'accordo col Presidente, perché dipende da che medico ci metti a fare il Ministro della Sanità, perché chiaramente se tu metti, facendo nomi e cognomi, Veronesi, grandissimo oncologo, ma che secondo me di organizzazione è la cosa. Sì, però c'è un piccolo problema, Presidente, che la sanità già dal 2000 non è appannaggio esclusivo del Ministero ed esiste una cosa che si chiama coordinamento degli assessori alla sanità che, perché lei lo sa che io accetto molto volentieri le sue polemiche, dal 2000 tranne una piccolissima parte è stata coperta come coordinamento sempre dalla Regione Veneto. Il capofila era la Regione Veneto e dentro quel gruppo di medici non ce n'era nessuno. Perché lei mi sta dicendo che il riparto sanitario nazionale lo decidono le regioni? No, il reparto, non stiamo parlando del riparto. Sto dicendo che la voce delle regioni... Amministriamo quello che ci danno? No, ma non stiamo parlando di amministrare, si sta parlando di politica. Sì, è chiaro che poi uno amministra quello che gli danno, certo, però è anche vero che prima dell'amministrazione viene la politica. Certo. E se il coordinamento delle regioni, se la conferenza degli assessori avesse sollevato il problema in tempo, e le faccio notare che per quanto riguarda noi, sa chi decide quante borse si danno per i medici di medicina generale per ogni regione? Lo diceva mica il MIUR. Il MIUR fa il calcolo, poi ogni regione, in base alle proprie rilevazioni, dice quanti medici gli servono. E tanto per capirci, fino ad adesso le regioni che hanno avuto di più, e qua adesso gli do un'altra palla da schiacciare al Presidente, sono state le regioni del sud che avevano una pletora, mentre le regioni del nord erano sempre sottostimate. E non ci andavo io a Roma, Presidente, ci andava il rappresentante della Regione Veneto. Certo, però guardi, allora, lei parla di medici e medicina generale. No, io parlo di tutti i medici. Ma quanti ce ne sono di medici di medicina generale oggi nella lista che non sono affidatari? Allora, in quella lista, Presidente, se la deve un attimo riguardare. No, ma quanti ce ne sono? Perché quelli che ci sono già medici che hanno già convenzione, perché abbiamo fatto le previsioni, non le abbiamo fatte noi, le abbiamo mandate anche sulle prospettive, che quella lista che dice lei tra 4 anni sarà esaurita, perché è una lista che non viene neanche aggiornata. Va bene, ma oggi quanti ce ne sono? Ma non ha importanza, non sono utilizzabili. Sono 800, quanti sono 700, 800? Presidente, sono sottostimate. Il problema non è quanto ce ne sono oggi, è perché oggi non ce ne sono. Il problema è che non è un problema nel cosiddetto elenco, chiamiamola graduatoria, ma non così si senta messo perché non è un problema del Veneto, ma io non è che un problema di tutta la politica nazionale che è stata cieca rispetto ad una situazione chiara. Ora nessuno vuole dire è una responsabilità di Tizio, di Sempronio. C'eravamo tutti. Vabbè, si è incastrato il sistema. Il sistema si è incastrato. Allora qua bisogna risolvere quello che sto dicendo perché è semplicemente se mi permette che le da faccio una parte un piccolo c'è un Ministero della Salute, perché le regioni certo fanno la conferenza Stato-Regioni, però cavoli,
che adesso sia la conferenza Stato-Regioni che decida. No, non ho questo detto che decide, scusi un attimo, però da una parte c'è il Ministero della Salute che è guidato solitamente da un medico, dall'altra parte uno alla volta, se no non si sente niente. Ma facoltà di medicina guidata da medico. Ho capito, mi ripeto per l'ennesima volta, non mi interessa di chi sono le colpe. Voglio le soluzioni le abbiamo già scritte. Mi scusi, 30 secondi. Voglio le soluzioni. Le abbiamo già scritte. Allora, le soluzioni, bisogna andare a Roma e mettete a conoscenza la gente, i veneti, che è Roma che incastra le cose, dopodiché si va giù e si protesta con l'appoggio delle persone che vi diranno sicuramente appoggio. Ma noi dobbiamo dire chi incastra le cose. No, guarda, che è un problema trasversale a tutte le regioni. Quando noi dicevamo lo sblocco, e siamo riusciti a ottenerlo, bisogna montare la panna, perché se no è un problema che voi andate a Roma e siete isolati, perché ci sono ben altri interessi, ecco. Per cui facciamo questa trasmissione per coinvolgere le persone sulla responsabilità di altri che vi bloccano. Posso raccontare questa cosa e poi tacere? Sì, prego. Allora, la regione Trentino-Alto Adige ha fatto un passo ancora in più. Ha praticamente finanziato una serie di borse di specialità e ha obbligato però chi si specializza lì a lavorare per il sistema dell'Alto Adige come minimo per 3 anni a costo di dover restituire. Ma questo l'abbiamo messo anche noi nelle borse che noi paghiamo. Presidente, non era lì che voleva arrivare. È di qualche mese fa che un ginecologo e poi qualcun altro sono stati assunti dall'altra parte del confine, a Innsbruck, in Austria, e hanno restituito i costi. Quindi il contratto era talmente più vantaggioso in Austria, cioè a 20 km dall'altra parte della montagna, che questi hanno restituito 3 anni di borsa per liberarsi dallo svincolo. Ora, qui non è un problema, io sono d'accordo con il Presidente, non è un problema della Regione Veneto, è un problema delle regioni italiane, perché tutta Italia è in queste condizioni. Allora, io non è che penso che improvvisamente bisogna fare, però secondo me se la voce, come diceva lei, professore, si va giù e la voce si fa grossa da 20 regioni su 21, qui qualcuno dovrà con ascoltare. Con l'appoggio delle persone qualcuno dovrà che sono a conoscenza del fatto. Allora, seconda cosa, Giovanni Leone mi aveva chiesto di parlare. Sì, allora servivano le soluzioni, perché io volevo parlare delle soluzioni al problema, perché oggi è stata anche una giornata particolarmente storica qui nel Veneto, perché i malati continuano ad entrare negli ospedali, negli ambulatori, e noi continuiamo a curarli. E come mai? Mancano 1300 medici, però alla fine i pazienti sono sempre gli stessi e continuano a essere curati. Oggi in tutti quanti gli ospedali del Veneto c'è state delle assemblee, dalle 8 alle 10, dei medici dipendenti, perché hanno voluto unire una protesta per lo sblocco di questa situazione. Perché dato che siamo circa 7.500-8.000, se ne mancano 1.300, vuol dire che ne vale 1 su 7 o 1 su 8. Chi è che fa questo lavoro? Perché questo lavoro alla fine qualcuno l'ha fatto. I pazienti sono stati operati, curati, dimessi. Le gravidanze sono state date? Perché le dottoresse sono anche rimaste incinta. Il 60% dei medici sotto i 35 anni sono donne nel Veneto. C'è tutta quanta una categoria che alla fine ha portato avanti il sistema e non può portare avanti ad libitum, perché noi siamo vecchi, i più vecchi d'Europa, diversamente giovani, non siamo eterni, d'accordo? Abbiamo bisogno dei ricambi. Quindi al di là delle problematiche, sono affascinato dal mondo della politica, che vedo un po' più da vicino adesso, perché ho studiato una vita per fare il mio mestiere. Il politico ha un corso completamente differente, però ha il potere di legiferare anche sulla mia professione. È una cosa di cui devo tenere molto conto di questa situazione qui. È possibile che i medici devono entrare a fare politica forti della loro esperienza professionale,
perché sennò non sapranno tutelare bene gli interessi dei loro colleghi. È possibile che debbano scegliere meglio i loro rappresentanti. Su questo sono convinto, perché siamo in questa situazione, un problema sicuramente c'è stato, quindi un cambiamento deve essere. Se i cittadini vogliono continuare ad avere un servizio sanitario di tipo pubblico, devono avere dei medici che possono avere la possibilità di specializzarsi, quindi investimenti maggiori, non sono tanti, sa, 50 milioni di euro per anno di specialità, per 2000 borse di studio. Con 100 milioni ne fai praticamente 4.000. Risolvi alla fine una botta in più di specializzandi, che sono quelli che avanzano, d'accordo? Non sono poi molti, sono avanzati dei miliardi di euro, pare. Un tesoretto, hanno detto, da quota 100 e dal reddito di cittadinanza. Non sono stati impiegati tutti quanti i soldi per cui siamo pari indebitati per molti anni a venire, così leggo sui giornali. Sì, utilizziamoli almeno per sistemare il problema della sanità, che tutto sommato è abbastanza importante nell'immaginario collettivo dei cittadini. Queste sono le proposte che portiamo noi e posso parlare da questo punto di vista anche come federazione. È vero. Boron che voleva concludere un attimo la situazione, cioè le soluzioni che lei suggerisce e eventualmente quali possibilità diamo a questi giovani che vogliono diplomarsi, perché poi affronteremo un altro piccolo problema, quello perché dobbiamo dare le borse di studio. Prego. No, ma la normativa europea. Sono partito all'inizio dicendo quali sono le soluzioni, noi le abbiamo messe scritte non da oggi, le abbiamo richieste da tempo e non è così proprio semplice quando si pensa che basta andare lì a battere i pugni, sennò avremmo ottenuto anche l'autonomia, no? Ma cioè, il fattore che si diceva prima, giustamente l'abbiamo messo anche noi, il fatto che la borsa di studio dato dalla regione, qualora uno ovviamente se ne vada via, se ne vada all'estero, anzi debba lavorare all'interno del sistema regionale, altrimenti deve restituirla, ma lo puoi fare con le borse di studio regionali, non lo puoi fare con quelle ovviamente che sono date dal sistema nazionale. Lì deve intervenire lo Stato, poi bisognerebbe capire se è fattibile secondo la Costituzione, secondo il diritto allo studio, perché poi ci sono tutti dei risvolti che vanno a fine. Io quello che dicevo provocatoriamente prima, per il quale poi la politica, io parlo politico per quello che faccio, che è in ambito regionale, dal 2015 che sono lì in quella posizione, la Regione Veneto l'ha scritto già prima di me nel 2014 quali erano i problemi, chiedendo continuamente al sistema di andare in un'altra direzione, di liberare delle risorse, perché il sistema era sottofinanziato e lì interviene quello che un po' è stato detto prima, no? Anche la disparità poi del sistema che dava in alcune regioni e in altre meno. Il federalismo fiscale fatto molti anni addietro doveva portare ovviamente ai costi standard, quindi al sistema di finanziamento sui costi standard della sanità, che per il Veneto varrebbe 1 miliardo di euro in più, cioè bisogna anche ricordarlo, che noi perdiamo ogni anno. Tutto il sistema ruotava attorno a questo, lo sblocco delle assunzioni, perché voglio dire, se non potevamo nemmeno fare le assunzioni, che adesso è stato sbloccato, la trattativa che è stata fatta dal Veneto in maniera assidua nel corso del tempo, fortunatamente si è sbloccata nel momento in cui il sottosegretario è diventato Coletto, che è l'ex assessore alla sanità della Regione Veneto, si è sbloccata e ha permesso già da subito, da ora, far partire centinaia di concorsi in ambito sanitario, sono elencati, basta andare sul sito di Azienda Zero e si vedrà tutti i concorsi che in questo momento sono usciti, sia per quanto riguarda infermieri, OSMA e medici. A questi concorsi possono partecipare gli specializzandi dell'ultimo anno? I concorsi sono ovviamente per chi è già in possesso, no, del titolo per poter... vedo che Mirko Klaus ma faccio per dire, e quella è già una soluzione, perché se io posso assumere, certo, porto a casa medici, perché se non potevo nemmeno farlo era un problema insormontabile.
E poi c'è dall'altra parte ovviamente che quando fai il concorso in alcune specialità, perché non in tutte ma in alcune specialità in particolare, vanno deserti i concorsi, o come nell'emergenza urgenza su 80 richieste se ne sono presentati in 10, cioè, questo è il problema. Ma lì è stata sbagliata la programmazione, il numero di specialità e la programmazione. E io dico, quello che io dicevo, la programmazione e il numero di specialità la facevano comunque fra il Ministero della Salute e il mondo universitario che ruota attorno al sistema di medicina. Quindi dico, allora facciamo lo sciopero della fame? No, sì o dico, no? bene. No, mi dia le soluzioni. No, ho capito, no, la le colpa soluzioni, ma è di 4 deficienti che non hanno capito niente. Allora io voglio la soluzione. Ma la metto soluzione lì l'ho come appena faceva detta. Gandhi. Ma guardi che la soluzione l'ho appena detta. Allora. Una è stata attuata, che è lo Ma sblocco. no, questa qui è un tampone, dai, non è la soluzione. Lo sblocco. No, scusi, guardi che non è tampone, perché quando lei ha una norma che dal 2004 imponeva anno dopo anno il calo dell'1,4% della spesa del personale, vuol dire che dopo 15 anni che viene applicata non sei più in grado di assumere, cioè il personale è calato in una maniera vertiginosa che oggi sei senza perché sei sottofinanziato. Il fatto di averlo sbloccato e poter partire, cioè se oggi noi per paradosso avessimo avuto medici a disponibilità indefinita e avessimo avuto il blocco delle assunzioni, non avremmo nemmeno potuto assumerli. Oggi li possiamo assumere perché abbiamo sbloccato la possibilità di assunzione di spesa, e questo devo dire è stato fatto anche giustamente, perché guardi che la norma è stata fatta di sblocco, è stata fatta per tutte le regioni, indipendentemente che avessero anche il piano di rientro sui bilanci, perché il ragionamento giusto è stato, nel momento in cui c'è la mancanza di medici, non puoi guardare, come si diceva prima, il denaro, la parte finanziaria, perché ne va meno la salute. Da questo punto di vista voi siete stati molto più lungimiranti, perché nonostante il blocco il Veneto ha avuto, come dire, dei contratti che ha tenuto fuori blocco, che sono parecchi, sono quasi il 30% in più di tutte le altre regioni italiane, che con questo sistema vengono riassorbiti a tempo indeterminato, quindi in realtà c'è la sistemazione di qualcosa che già esisteva. Certo, ma io volevo tornare un attimo indietro, perché abbiamo una buona percentuale di medici che non si può specializzare. Perché, mi scusi, dopo le do tutto il tempo. No, ma io dicevo, la soluzione noi una l'abbiamo messa in campo, che sono le specialità che noi paghiamo. Mi scusi, non ho ancora capito la mia domanda e già mi dà la risposta. Veramente, allora. mi dia 3 numeri all'otto così ho vinto, dai. Allora, abbiamo detto che una buona percentuale di medici non si può specializzare, perché la specializzazione, legge che è stata fatta circa 20 anni fa, dice che se uno vuole specializzarsi, lo Stato gli dà un supporto economico, perché è giusto che sia così. Quindi in questo senso limita il numero degli specializzandi, perché se sei uno specializzando senza il supporto economico non ti accettano. Quindi c'è un numero chiuso, giusto? È la normativa europea che richiede che corrisponda a un trattamento economico. Sì, ho capito, vabbè, non entro nel merito del meccanismo, io sto dalla parte di quelli che stanno fuori. Ho studiato 6 anni a spese dei miei genitori o a spese mie, sono andato anche a lavorare pur di fare questo mestiere, e arrivo alla fine che dice: guarda, tu stai fuori, e io vado a fare il cameriere, perché per andare a supplire a delle mancanze di medici a destra e a sinistra non è l'orgoglio di uno che dopo 6 anni, con il livello di richiesta di competenza che ha l'Università di Padova, insomma, dice: oh, mi suicido, cioè, non ho un futuro. Questo è assurdo. Allora io dico, perché non si possono creare delle borse di studio per quelli meritevoli, come succede adesso, ma poi tutti possono avere accesso alla specializzazione. Perché negarlo? Se io mi mantengo nella specializzazione, perché non posso entrare e posso completare il mio ordine di studi
solo perché non mi sono qualificato o perché economicamente, come si faceva una volta per le borse di studio, si davano a quelli che economicamente non potevano, avevano una famiglia che non poteva sostenerli e quindi si davano le borse di studio. Questo per completare dar la possibilità anche a quelli che sono fuori di completare il percorso. A voi le spiegazioni. L'ottenimento di un contratto di lavoro è una conquista del 2007. Prima gli specializzandi per formarsi dovevano in qualche modo arrabattarsi, lavoravano oltre l'orario di formazione e di conseguenza per noi è una conquista e è legittimo. No, attenzione, prego. C'è un numero, mi spiego meglio la domanda, c'è un numero chiuso, quindi supponiamo ho 1000 potenziali specializzandi, però ho lo spazio, ho borse di studio per 500 e questi si specializzeranno. Gli altri non si possono specializzare. Perché non lo posso fare? Non do l'opportunità anche agli altri di poterlo fare a spese proprie, creando una graduatoria economica per cui i più meritevoli avranno la borsa di studio, gli altri no, e quindi creerà una situazione di vantaggio. Prego. Stiamo parlando di medici abilitati che hanno studiato 6 anni sì. e hanno speso altri 12 mesi per l'abilitazione, di conseguenza sono professionisti che ormai hanno 26-27 anni. Sì. Lavorare per 38 ore per formarsi, per ottenere delle competenze specialistiche è immorale che non vengano retribuiti per questo motivo. La soluzione è davanti agli occhi. E la chance che chance hanno? Io credo di aver capito. Sì, allora, la normativa comunque dà. Allora, partendo dal presupposto che questa è una normativa europea in cui dice chi fa un corso di specializzazione professionale deve essere retribuito, tant'è che l'Italia è stata condannata in sede europea per quelli che lo facevano prima da quando c'è questa normativa. Quello che dice lei è di nuovo un intervento alto della politica. E qua io non è che voglio dire che Tizio è bravo e Sempronio è meno bravo, però la politica non ha guardato. E per esempio è il fatto che c'è la possibilità che aziende anche private finanzino borse di studio. Però per fare questa cosa qua bisogna creare un sistema di detrazione fiscale. Cioè se io azienda farmaceutica, ma non entriamo in queste cose perché azienda produttrice di pasta sì. perché ho degli interessi sul metabolismo, decido di finanziare 5 borse di studio presso 5 università su argomenti che mi interessano. Per la normativa europea si può fare questa roba qua. Il problema qual è? È che se il sistema paese non mi dice che quelle 5 borse me le detrae dalle tasse e quindi mi dà degli incentivi fiscali perché io possa fare queste cose, il concetto è quello che ho cercato di esprimere prima. Le infrastrutture di un paese non sono solo le strade, le ferrovie, le gallerie, sono anche i sistemi di tutela e garanzia dei cittadini. Il sistema sanitario nazionale è, insieme alla scuola pubblica, secondo me, la più grande e più importante infrastruttura che questo Paese deve preservare. Allora a questo punto a chi investe nel futuro, nella formazione, bisogna dare la possibilità di avere dei rientri di tipo fiscale. Qui il problema è che nessuno ha riflettuto negli anni dell'evoluzione di questa sanità, perché il problema non è solo la mancanza di medici, è la richiesta sempre maggiore di prestazioni, è la richiesta sempre maggiore di salute. Lei provi lei per carità di Dio, ma se ci prova Mirko, a dare il suo posto a un 65enne su un autobus per farlo sedere, rischia di prendersi uno sberlone di sti tempi, non grazie, perché un 65enne non si sente un anziano che ha bisogno di averci sotto il posto. Quindi è cambiato il mondo, è cambiata la tecnologia, tantissime cose dobbiamo farle funzionare meglio invece di averne tante. Noi in quest'area abbiamo la maggiore concentrazione rispetto alla popolazione di risonanze magnetiche TAC 7 volte quella dell'Inghilterra e della costa orientale degli Stati Uniti. Quindi se magari le facciamo funzionare meglio e ne compriamo qualcuna di meno, riusciamo a pagare qualche borsa di studio in più. Sì, certo.
tutto questo, e non me ne se ne voglia, perché il problema non è il mio Presidente, se lei è arrivata adesso facendo politica, No, però, manca una programmazione che hanno interessato trasversalmente tutti i governi, Certo. tutti i colori, rosso, verde, blu, APA, e in cui adesso siamo arrivati al conto. Il prossimo, questo è il conto parziale, perché il conto totale sarà il crollo del sistema, lo sviluppo della sanità privata, lo sviluppo delle assicurazioni E l'abbassamento del livello. con il mondo che se lo potrà permettere. Qui gli prendo il posto un attimo a Giovanni Leoni, ma hanno fatto un'opera meritoria la Federazione degli Ordini, lo studio su cui al sud si vive 2 anni in meno che al nord Italia, Certo. quindi voglio dire, ora, come diceva lei, noi dalla politica noi non vogliamo recriminazioni, che è stato, è stato, però adesso si tratta di tirarsi sulle maniche, di prendere in mano la propria responsabilità di ruolo nazionale, regionale, locale, e chiudersi in una stanza e non uscire senza una proposta per i prossimi 25 anni di servizio sanitario nazionale, Certo. che interessi prima di tutto le persone, perché sono, e gli rubo di nuovo la parola, l'hanno già detto, noi non possiamo vantarci come stamattina che abbiamo il più basso tasso di ospedalizzazione d'Italia, senza tenere conto che senza una professione sanitaria, perché a questo punto bisogna allargare il ragionamento, perché anche gli infermieri sono in sofferenza, gli infermieri territoriali, certo, senza una professione sanitaria che va al di là delle sue logiche contrattuali, delle sue logiche salariali, di queste cose, queste robe non si fanno. Lei provi a dire, con tutto il rispetto, a un muratore: mi tiri su sta casa se non gli stacchi prima l'assegno, giustamente l'assegno e cose. Ci vuole garanzia. Allora il problema è che a un certo punto bisogna magari dimenticarsi anche i muri, però investire sulla professione, sulla professionalità, e dare la possibilità di fare investimenti che non siano solo pubblici, ma che siano investimenti privati etici nel pubblico. Certo. E allora a questo punto credo che forse qualche soluzione la troviamo. Io vorrei sentire da Boron come vuol concludere questa serata a proposito appunto degli specializzandi e soluzione, perché avete ereditato una situazione molto pesante, quindi purtroppo dovete mettere sulle spalle anche gli errori degli altri, e sta a voi la soluzione poi. No, ma noi le soluzioni le abbiamo già scritte, già proposte, qualcuna ovviamente si è attuata, perché, e sono, quella dello sblocco, come ho detto, è già stata attuata. Mi auguro, e su questo ovviamente la battaglia è serrata, che si possa arrivare quanto prima anche alle altre soluzioni che abbiamo proposto, che d'altra parte l'autonomia per decidere ovviamente la contrattazione, e quindi avere la possibilità di trattenere i medici, i professionisti, che ripeto, non vanno solo all'estero, ma vanno anche nelle cliniche private, e dall'altra parte avere la possibilità quindi di decidere la propria programmazione, perché magari la programmazione di cui noi abbiamo necessità nelle specializzazioni, perché non è solo quanti specializzandi, ma anche che tipo di specializzazioni, quello è un altro tema magari ancora. Abbiamo un fabbisogno o una necessità diversa da altre regioni, quindi noi anche questo chiediamo, e ovviamente avendo poi la disponibilità finanziaria, come già lo stiamo facendo, perché una soluzione noi la stiamo già mettendo in atto da tempo e continuiamo a mettere in atto, che è pagare noi come regione 90 borse di studio ogni anno, quindi non è uno sforzo indifferente, le abbiamo aumentate anche l'ultimo anno. Quindi noi le soluzioni le abbiamo date, alcune direttamente potendole fare il pagamento, altre ovviamente battendosi, ottenendole adesso con lo sblocco, e con le altre che siamo ovviamente in battaglia continua, che la parte più centrale è nell'ambito dell'autonomia, anche se sul fatto come abbiamo visto prima, i numeri delle specializzazioni sono cresciute, perché è entrato nell'accordo con il ministro Bussetti il fatto di aumentarle quest'anno, e quindi già quello è un risultato importante. Però
secondo me se la programmazione non viene data alla gestione regionale, che ha una visione, ovviamente essendo il sistema sanitario regionale, ha una visione propria delle necessità e del tipo di specializzazioni, insomma è difficile poi centralmente individuare o azzeccarla in maniera precisa. Mirko Clauso, voi cosa chiedete come specializzanti? Avete delle richieste, no? Assolutamente. Quello che chiediamo è quello che già proponeva il dottor Leoni, cioè che per ogni medico che si abilita ci sia un contratto di specializzazione nazionale, perché il fabbisogno già adesso viene espresso dalla conferenza Stato-Regioni, che poi si trova in qualche modo a dover contrattare quei vari ministeri. Però ricordo, come già accennava il dottor Boroni, il presidente Boron prima, che questi 90 contratti corrispondono a 10 milioni di euro l'anno, su un bilancio della sanità di più di 9 miliardi di euro, sono sicuramente, danno l'immagine di quanto effettivamente la Regione in questo settore punti. Il discorso deve essere sicuramente quindi lei dice che l'investimento potrebbe essere superiore. Maggiore e concordato soprattutto con le altre regioni, deve essere di stimolo, perché il Fondo Sanitario Nazionale lo conosciamo tutti, ammonta a più di 114 miliardi di euro. Uno specializzando per essere formato sono 100.000 euro, quindi le proporzioni ci sono questioni di priorità politiche, priorità di soddisfacimento di sogni, di aspirazioni e di bisogni delle comunità, che molto spesso sono trascurati o sono semplicemente lasciati ai margini, ecco. Volevo concludere ricordando che insomma la nostra spesa sanitaria pubblica è pari al 6% sul PIL, abbiamo sicuramente uno stress importante per gli operatori sanitari e l'investimento per la priorità in sanità e nei suoi operatori è una questione fondamentale anche per gli specializzandi, per avere un futuro di professionisti soddisfatti in grado di rispondere ai cittadini. Ecco, ma una curiosità, voi potete all'ultimo anno di specialità potete partecipare ai concorsi? Sì, noi possiamo, dall'ultima legge di bilancio abbiamo una graduatoria secondaria che ci permette poi, appena acquisito il titolo di specialista, di concorrere immediatamente. È stata una battaglia, in alcune aziende a livello italiano non è stata applicata subito, abbiamo fatto richiesta più e più volte, adesso è realtà, quindi per noi è sicuramente un beneficio. Accorcerebbe assolutamente. i tempi, no? Noi già lavoriamo nelle aziende ospedaliere a Padova, Verona e sul territorio grazie alle reti formative, quindi i più di 2500 specializzanti sono già una realtà del sistema sanitario regionale e sicuramente i rapporti fra università e regione sono sullo sfondo di questo. È che loro non possono prestare direttamente servizio nel mondo ospedaliero perché non sono assicurati, non hanno le coperture, quindi quando noi diciamo cosa? No, sì, le coperture assicurative ce le hanno e le garantiscono le aziende sanitarie, ma in realtà gli specializzanti. Sì, assolutamente, noi siamo formati e grazie alla supervisione di tutor possiamo svolgere tutti i compiti previsti, insomma, per l'acquisizione di quelle competenze che da un giorno all'altro lo specialista può e deve ottenere. Avevo un'ultima domanda per Giovanni Leoni, il corso di studi è da rivedere? Il corso di studi sì, bisogna rivederlo e bisogna fare in maniera che non sia più come abbiamo fatto noi, la nostra generazione, che abbiamo lavorato di notte per studiare di giorno, perché loro hanno avuto la borsa di studio praticamente solo nel 2007. Quindi tutta quanta una generazione che adesso vi cura negli ospedali, medici anzianotti che vedete, gente che ha lavorato duramente per potersi specializzare. Il corso di studio deve essere rivisto sia per quanto riguarda quella che è la comunità europea, perché la comunità europea dà delle leggi comunitarie anche per la qualifica e la circolazione dei medici. Per quanto riguarda il numero chiuso si può forse aumentare di qualche migliaio di unità, compatibilmente con quello che è l'offerta formativa, ma sicuramente io spero che esca fuori il messaggio ai telespettatori che bisogna investire sui giovani, sui ragazzi, specializzarli, perché i giovani italiani che vogliono fare i medici ci sono, e la politica deve trovare i soldi anche per loro, perché hanno diritto. Certo, anche per il rinnovo del vostro contratto. Grazie al Presidente Fabrizio Borona, Presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale, a Palazzo Ferrofini, grazie a Mirko Claus, medico specializzando, di Fede Specializzandi, grazie al dottor Domenico Crisarà, segretario veneto della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, grazie a Giovanni Leoni, vicepresidente nazionale dell'Ordine dei Medici e
Presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia. Grazie ancora anche a lei per essere stato qua con noi. Ermanno, settimana prossima abbiamo un ospite importante che è il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Alto Adriatico, dell'Adriatico settentrionale, Pino Musolino, per parlare del porto di Venezia. Parlare dell'ipotetico porto di Venezia e la possibilità se farlo, non farlo e come farlo, questo è il grosso dilemma. E qui diciamo che il coraggio ci vuole e qui la politica ha bisogno di mettere del proprio, perché non possiamo soltanto tamponare il sistema portuale italiano, che è il sistema più importante d'Europa, quando invece poi i porti della Germania, della Francia, eccetera, sono molto più importanti ma molto più distanti, e sarebbe più utile invece che certe navi a livello di cargo avvenissero nei nostri porti, e questo creerebbe un vantaggio molto di più che non fare un foro dentro una montagna, che produrrebbe vantaggi se li produce forse tra 40 anni. Allora il porto invece potrebbe creare ricchezza e un volano sicuramente maggiore, e ci darebbe la possibilità di sviluppare ulteriormente il nord-est, perché avremo Venezia e avremo Trieste, e non sono in concorrenza, perché da un calcolo che abbiamo fatto con persone specializzate in questo settore dice che né il porto di Venezia, se fatto bene, né il porto di Trieste sarebbero già sufficienti per sopportare tutto il traffico, perché questi due porti, che sembrano in realtà sono i più vicini al centro dell'Europa e hanno la possibilità di creare scambi maggiori. A questo si affiancherebbe anche la necessità di costruire strade e ferrovie. Ricordiamo che l'alta velocità in Veneto non c'è ancora, e questa è la cosa strana, no? Allora il Veneto a livello di economia italiana è il secondo in tutta Italia, primo è la Lombardia, secondo il Veneto, eppure l'alta velocità non arriva, e questo la famosa, e ne parleremo, metropolitana veneta ristagna, e anche questo non si capisce perché. Perché bisognerebbe che lo Stato si rendesse conto che una regione come il Veneto, che produce quello che produce e manda ricchezza alla centrale che è Roma, dovrebbe avere come ricambio una certa sensibilità di quelli che sono i mezzi di comunicazione, non soltanto l'esperienza didattica, ma anche la comunicazione, che è determinante. E poi il secondo argomento, naturalmente parliamo di famiglia e della scuola, perché ci sono due teorie. Uno dice che la scuola attuale e la famiglia attuale è una famiglia molto avanzata, sicuramente migliore delle nostre generazioni precedenti. Ci sono altri invece che hanno visioni diverse su quella che è la futura scuola, perché la futura scuola non è solo quella degli specializzandi, ma i pulcini bisogna allevarli fin da piccoli, perché poi quando arrivano alla specializzazione siano dei bravi galletti o delle buone galline. Ecco, quindi appuntamento alla prossima settimana, grazie degli ospiti, e speriamo di riuscire a far capire alle persone che la partecipazione è importante nella democrazia. Bene, grazie ancora ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori, auguro a tutti quanti una buona notte, ci vediamo venerdì prossimo, qualche minuto dopo le 21, TV7 Match. Buonanotte ancora.